Allora, riprendiamo anche con le nostre slide. Quota 100, questa Quota 100. benedetta quota 100, che cos'è? A parte che va bene, nel dettaglio ancora va un po' presto per definirla. Sì, è un po' presto per dirlo, quello che realmente sarà quota 100, però alcune cose possiamo già dirle, insomma. Cioè sostanzialmente un anticipo di 5 anni per uscire dal mercato del lavoro. Vediamo la slide anche, chiedo alla regia. Esatto, vediamo la slide. Quella successiva. Questa qua sono poche cose sarebbe potuto fare, abbiamo già parlato, eccola qua. Quindi quota 100, chi avrà 38 anni di contributi potrà chiedere la pensione a 62 anni. I due requisiti messi insieme fanno appunto quota 100. C'è da dire che è un po' improprio parlare di quota 100 perché comunque devi avere un requisito fisso. Quindi se io ho 39 anni di contributi comunque non posso andare se ho 61 anni e quindi farei comunque bisogna quota raggiungere 100. l'età di 62. Comunque devo avere 62 anni di contributi. Ma sarà disagioso? Allora, diciamo questa cosa. Intanto c'è da dire che non stiamo parlando di una riforma delle pensioni. Questo va detto perché il governo aveva a suo tempo detto che avrebbe fatto la riforma delle pensioni cancellando la Fornero. Non stiamo assolutamente parlando di questo. Qualsiasi provvedimento che permette a delle persone di uscire prima va bene, cioè è positivo, non c'è dubbio, però ecco, non stiamo affatto parlando di una riforma delle pensioni, stiamo parlando di una possibilità, oltre a quelle che c'erano già, perché noi avevamo già delle forme per poter uscire anticipatamente. Vorrei ricordare Opzione Donna, vorrei ricordare l'altro provvedimento che era quello degli esodati, anche sì. Qui ecco una questione che non sappiamo, abbiamo ancora 6.000 lavoratori che sono, come dire, in quel limbo, che non hanno un lavoro però non hanno neanche i requisiti per andare in pensione e sono i famosi esodati. Allora non sappiamo se il governo reiterà la nona provvedimento, la nona salvaguardia per questi esodati, insomma, ecco, quindi ci sono tutte queste questioni che vanno viste. Però, cosa dire? Intanto che è un provvedimento che riguarderà soprattutto le regioni del nord, perché 38 anni di contributi, 62 anni di età riguarderà soprattutto lavoratori che hanno avuto una vita contributiva molto regolare. E sappiamo insomma che generalmente questi sono dati dell'INPS, insomma non è una cosa saputa, è una cosa, sono soprattutto le regioni del nord, del centro del nord, Italia, quindi infatti. È la prima questione. Vediamo l'altra slide intanto così commentiamo insieme perché i problemi sono anche il rispetto del deficit, come si diceva, al 2,04%. Vediamo quella successiva. Allora, intanto un primo aspetto, adesso vedremo dai decreti attuativi cosa succederà, però il governo ha già dovuto fare una prima operazione, cioè ridurre la platea, perché in un primo momento prevedeva di spendere 7 miliardi per questa voce, per stare dentro ai parametri che ricordava prima Elena, si è dovuti dimezzare la spesa. Quindi cosa si è inventati al momento che noi sappiamo? Intanto delle finestre. Per cui non basta il perfezionamento del requisito, cioè i 38 anni e 62 di età, ma dovrà anche aspettare alcuni mesi prima di poterci andare. Il lavoratore e la lavoratrice che deciderà di usufruire di questo meccanismo dovrà aspettare comunque alcuni mesi. Quindi sono 3 mesi, dovrà entro il 31/12, cioè quindi aver già compiuto i requisiti e potrà andarci dopo il mese di aprile, sostanzialmente gennaio, febbraio, marzo e quindi dal 1° aprile, almeno stando ad oggi questa cosa. Non è lo stesso per tutti. Il pubblico impiego, ad esempio, questo vale per il privato ma non per il pubblico impiego, che potrà andarci solo dopo l'estate, quindi dovrà portare ancora parecchia pazienza per chi deciderà di farlo, quindi di fatto questa quota 100 diventerà quota 101, 102, 103 per molti. Poi non è un provvedimento strutturale, esatto. Vediamo la slide successiva a questo proposito. Come dicevo, non è una riforma perché non è un provvedimento strutturale, quindi sarà una sperimentazione per i prossimi 3 anni.
Quindi vuol dire carpe diem, chi c'è dentro lo conviene provare secondo voi? Perché dopo ci chiederanno i telespettatori questo, ma cosa consiglia il sindacato? Guardi, su questo è soggettiva la cosa, ogni lavoratore, ogni lavoratrice dovrà venire nei nostri uffici e fare una valutazione molto attenta, perché attenzione, come dicevo per la rivalutazione, lo stop alla rivalutazione che ripeto è un danno permanente, sarà così anche per la pensione, cioè tu una volta che hai scelto di andare in pensione, quella è la tua pensione e quindi i contributi che hai maturati si fermano lì. Cioè tu devi sapere che per tutto il resto della tua vita, che speriamo sia centenaria, hai quel reddito lì. Ecco, quindi è una valutazione molto attenta e non presa da... Molto attenta. La vostra posizione, vediamo l'ultima tabella. Ecco, noi abbiamo alcune perplessità, alcuni dubbi. Intanto vorremmo capire appunto bene dai decreti se in un primo momento si parlava di tener conto della contribuzione figurativa, non figurativa. Vorremmo capire bene se c'è un tetto, non c'è più questo elemento, perché è importante, perché è penalizzante per le donne rispetto alla maternità, ovvio, sì. Penalizzante per i lavoratori che hanno subito delle grosse crisi, delle lunghe crisi. Pensiamo alla cassa integrazione, alla mobilità, ad altri aspetti. Questo è verissimo. Insomma. Poi velocemente, che il tempo Velocemente, l'ultima cosa, noi abbiamo paura, abbiamo il timore che io vado lavoratore, lavoratrice e decido di andare in pensione. Poi so che non posso cumulare la pensione con un ulteriore lavoro che non vada oltre i 5.000 euro di reddito. Quindi a scelta, o così o così. Però qual è, conoscendo purtroppo i meccanismi che ci abbiamo nel nostro paese, sapendo che c'è un'evasione molto alta, che il meccanismo dei 5.000 euro di reddito per stare dentro al cumulo diventi una scappatoia per il lavoro nero, per un'ulteriore evasione fiscale. Purtroppo, come dire, c'è il rischio che andiamo ad alimentare ancora una volta quella sacca che purtroppo in questo Paese sta creando un grosso danno al risanamento dei conti pubblici, alla sanità, perché poi gli evasori, vorrei ricordarlo, sono quelli che rubano la sanità, il welfare e tutto. A tutti quanti noi, assolutamente. Allora, dedicheremo un altro capitolo perché sarà importante anche parlare della regione, ci sono novità importanti. Avremo altre occasioni perché giustamente bisogna anche affrontare queste questioni sociosanitarie importantissime. Sì. Una battuta di chiusura proprio. Beh, semplicemente siamo molto preoccupati per i destini del nostro Paese, ci sembra che la manovra di bilancio sia fatta con i piedi, non pensando al futuro, non pensando agli anziani, anzi bastonando gli anziani, ma non facendo nulla per i giovani. Quindi assieme, giovani e anziani, scenderemo in piazza per far cambiare questa legge e per fare degli interventi diversi che tengono conto della dignità dei cittadini. Avete già organizzato qualche cosa? A gennaio abbiamo in costruzione un'abitazione unitaria. Unitaria, sì. Su questo la posizione è condivisa da tutte le sigle sindacali. Ecco, detto questo, speriamo di avere aggiornamenti prossimi anche più positivi. Comunque vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Come sempre voi, se avete dei problemi, avete della vostra posizione pensionistica, dovete fare una scelta, eccetera, consultate prima le sedi dello SPCGL e i patronati competenti perché possono valutare tutta la vostra posizione ed eventualmente anche farvi recuperare dei soldi per dei diritti inespressi che bisogna sempre richiedere. Tutto bisogna richiederlo perché niente vi viene dato così d'amblè automaticamente, quindi fatevi vivi presso le sedi dello SPCGL che sono presenti su tutto il territorio. Grazie ancora di averci seguito, grazie ancora ai nostri ospiti e voi appuntamenti alla prossima. Grazie a voi, a presto.